Buongiorno Davide, seconda puntata di Tutto il mondo e paese. Buongiorno a tutti. Ciao da Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora, dove siamo oggi? Oggi siamo a Rosolina e andremo quest'oggi, nell'ambito della nostra puntata di oggi di Tutto il mondo e il paese, andremo al mercato ortofrutticolo e poi avremo anche, speriamo di trovare anche il sindaco che sia disponibile a rilasciarci una intervista e poi vari ed eventuali, insomma, ecco. Bravo, qua siamo davanti al municipio, che adesso come quelli delle Iene stiamo ore e ore fuori, ma a parte tutto che il sindaco Vitale è una persona disponibilissima. È sempre molto disponibile, quindi abbiamo buone possibilità di incontrarlo quest'oggi. Ci risentiamo tra pochissimo. Qua a Rosolina siamo al mercato ortofrutticolo, adesso andiamo a sentire anche il direttore, un po' di personaggi, di protagonisti di questa in realtà importante. Oggi effettivamente non c'è un grandissimo movimento, qualcuno ci ha detto perché è la stagione dell'ortaggio principe, che è il radicchio, è finita. Comunque vediamo e sentiamo un po' di operatori. Naturalmente abbiamo in vendita le patate, patata lisetta, la nostra produzione, però il mercato non abbiamo richiesta, cioè i commercianti non esprimono prezzo questa mattina. Speriamo, siamo in attesa. Possiamo chiedere, al mercato rispetto alla vendita finale dei supermercati, che differenza c'è? Un 50%, un 30%? No, praticamente qui siamo in una fase di produzione, quindi abbiamo l'imballaggio perché il prodotto viene messo direttamente dal produttore, quindi facciamo pagare il prezzo naturalmente del prodotto più la cassettina e i diritti di mercato e facchinaggio che vengono, quindi dal prezzo naturalmente del prodotto che si aggira sui 20, 0,20, 0,25, 0,30 al massimo, che sarebbe il prezzo naturalmente voluto. Ora che arriva in cambio per la partenza siamo sui 35-38 centesimi, cioè di prezzo, quindi si fatica un po' naturalmente. Abbiamo un pezzo da 90, nel senso che è commerciante, mediatore e produttore. Allora, da queste tre funzioni, qual è quella che prende di più? È brutta roba a dire. Non stiamo niente in nessuna parte. Niente da fare in nessuna parte. Guarda, io l'ho intervistata, mi ricordo 4-5 anni fa, mi ha detto le stesse cose, cioè non è cambiato niente o addirittura è peggiorato? Peggio. È andato molto peggio, perché la grande distribuzione fa quello che vuoi, la fa il bello e il cattivo tempo, e la ruina che è nostra, il Zellori, che butta via i piccoli, e il restauri che comanda. Più avanti che andiamo peso sei, perché i sei dittatori. Ecco, Rosolina in particolar modo è terra di ortaggi, praticamente terreni non grandi appezzamenti di terreno, quasi 10-12 ettari, quindi più o meno. Sì, i piccoli medi ortoreani non sono grossi. Sì, ecco, vale la pena, è ancora possibile fare impresa agricola con queste piccole pezzature? Si può fare, però se diventa con l'urea sui campi, che rovina tutto. Hanno rovinato tutto. Le tamini puoi più buttare, perché qui che dice che non si può buttare non capisce un cavolo. Non ho udito altre parole. È stato a posto. Non capisce? Perché le ames è l'unica cosa che tiene. Tutti i concimi, perché il che parla c'è sempre qui che vende i concimi dopo. E ora io dico, però le tames è l'unica roba che va bene sui terreni. Perché il campo dice lasciami a me erba e niente.
Allora, chiediamo a un operatore del settore come sta andando questo mercato. Oggi è un mercoledì, a noi sembra un po' stanco, o sbaglio? Beh, è stanco perché siamo anche in una fase, diciamo, finale per quanto riguarda una delle eccellenze del territorio, il radicchio. È la fase finale perché sta finendo la produzione chiamata di primavera e le aziende si stanno preparando per quella autunnale, per fare gli impianti di fine giugno, primi di luglio, per raccogliere poi a settembre. Ecco, gli ho chiesto a un altro operatore, Prego. dalla partenza dell'agricoltore al mercato, al supermercato eccetera, che differenza c'è? Nel senso, da 10 a cosa? A 20, da 10 a 40, da 10 a 50? Il prezzo sicuramente alle aziende agricole viene fatto un prezzo d'asta in mercato, poi il commerciante che va, perché qua stiamo parlando di prodotto grezzo, stiamo parlando di prodotto grezzo, poi il commerciante acquista il prodotto, se lo lavora e poi lui andrà a posizionarlo alla grande distribuzione. Penso che il gap sia molto più ampio dal commerciante verso la grande distribuzione e la grande distribuzione verso il consumatore. Onestamente, qualcuno ci ha detto, la proporzione è questa: 10 il produttore, 20 il commerciante, 40 la distribuzione e 80 la vendita, può essere? Sì, sono prezzi che sono visibili in tutti i supermercati, quindi è facile fare il conteggio. Oggi il radicchio vale 20 centesimi, qua lo trovi posizionato al supermercato a 1,50 minimo. Praticamente chi ci mette forza lavoro, terra, investimento e tutto è quello che prende meno? Sì, sicuramente sì. Sicuramente sì, perché le prime due catene, le catene, cioè il produttore e il commerciante che va a lavorare il prodotto, sono quelli che hanno sicuramente un margine inferiore rispetto agli altri. Con il sindaco Franco Vitale, al quale facciamo i complimenti per la seconda nomina. Sai che io l'ho intervistato appena nominato 4 anni fa, forse le portiamo fortuna. Allora, grazie dei complimenti e grazie della fortuna, questo fa sempre piacere. È stata una grande soddisfazione per me e per tutta la squadra essere stati riconfermati, proprio perché la popolazione ha dato grande fiducia al nostro secondo mandato. Ecco, Rosolina, città con vocazione turistica da una parte e con vocazione agricola dall'altra. Abbiamo appena visitato il mercato ortofrutticolo importante. E nell'economia della città cosa incide? Il 50% con il turismo o cosa? Allora, diciamo che siamo circa in ugual misura, il turismo in misura maggiore per il numero delle persone occupate. Ecco, Rosolina, facevamo appunto una chiacchierata ieri con Leonardo Ferro, che è uno degli operatori più conosciuti. Ci dice effettivamente siamo una spiaggia che dà dei ottimi servizi, però forse ci manca un pochino la comunicazione, forse non tutti lo sanno. Io facevo un confronto con i lidi ferraresi e anche i lidi romagnoli. C'è un'offerta anche per il turista di svago eccetera che da altre parti non c'è e forse è meno conosciuta. Dov'è che secondo lei il problema? Allora, la comunicazione è stato uno degli elementi che noi in questi 5 anni abbiamo approfondito. Prova ne sia che abbiamo partecipato a diverse fiere, sia a Milano, sia a Monaco, sia a Berlino e anche in Olanda, proprio per promuovere il nostro eccezionale territorio e proprio perché uno dei punti deboli era questo. Adesso continueremo ad investire sulla pubblicità e sulla propaganda perché il territorio merita questo e anche più. Adesso fresco avremo che sabato firmiamo un gemellaggio con la città di Mosbach, un comune della Germania, e anche questo servirà ad aumentare quello che sarà il flusso dei tedeschi nel nostro mercato di Rosolina. Il mercato ortofrutticolo l'abbiamo appena visitato. È ancora florido? Qualcuno ci sottolineava che purtroppo gli agricoltori sono in ostaggio alle grandi aziende, ai grandi distributori e non stanno guadagnando. È un po' nel DNA dell'agricoltore piangere oppure è effettivamente vero così? Allora, effettivamente è vero, ma questo non è un problema legato solo al comune di Rosolina, un po' a tutta l'economia agricola dell'intera nazione Italia. Quindi questo deve essere fatta sinergia fra comuni, fra Camera di Commercio, proprio per andare a cercare di alleviare questo ostacolo. Parlato della vocazione agricola di Rosolina, stiamo parlando anche della vocazione turistica. E con chi siamo? Siamo con Nicola Brugiolo, che
Per chi non lo sapesse, personaggio del web, ogni volta che posta qualcosa sono centinaia di migliaia di contatti, 1000 visualizzazioni, tu poi fondamentalmente sei uno che è molto arrabbiato. Ma più che molto arrabbiato, diciamo che sono uno che porta avanti delle cause, le cause perse che appassionano, ed è giusto insomma impegnarsi anche per le cose che contano, non solo cioè usare il web solo per le stupidaggini, diciamo, ma usarli anche per portare dei messaggi, per portare avanti delle battaglie che a volte vengono magari prese sotto gamba. Ecco, naturalmente oggi ne approfittiamo di te perché sei un operatore turistico, hai due bar, o sbaglio? Sì, due sono anche troppi, due. Però sono due, quindi hai il termometro della situazione. Come va secondo te? Com'è la proposta turistica? Come le istituzioni reagiscono o vi aiutano? E dove ci sono i lati positivi e le magagne? Ma guarda, quest'anno intanto abbiamo il tempo meteorologico che ci sta un po' facendo patire. Che non è colpa del sindaco. Che non è colpa del sindaco, che non è colpa del sindaco, per una volta non è colpa. Quindi diciamo non è una stagione che è partita proprio in gran forma. Dopodiché il turismo in Italia sta passando un'annata, specialmente quello balneare, diciamo un po' critica, ma anche per quello che sta succedendo all'estero, perché all'estero se ne è parlato un po' a metà maggio, poi non se ne è più parlato, ma è ancora in atto diciamo una campagna un po' di terrorismo verso diciamo l'Italia, dove si va a passare l'Italia per un paese ad alto rischio terrorismo e quindi con possibili attentatori lungo le spiagge, cosa che non è vera, diciamo sono un po' più che altro delle manovre fatte appunto per dirottare il turismo in posti magari come la Grecia, dove qualcuno ha prestato dei soldi e adesso li deve riportare a casa. Quindi le istituzioni diciamo aiutano fin dove possono, è più che altro a livello nazionale che su certi punti ha delle lacune per quanto riguarda la gestione turistica, come ad esempio i contratti sui lavoratori, che non ci sono proprio dei contratti diciamo studiati per chi fa un lavoro stagionale, e anche degli aiuti agli operatori diciamo balneari quando magari si trovano ad affrontare un maggio o un giugno come questo, che dal punto di vista meteorologico sa di tutto tranne d'estate, insomma. Ecco, Rosolina, bandiera blu, quindi una spiaggia buona, bellissime spiagge grandi. È un limite secondo te tutti questi appartamenti? Nel senso che Rosolina rispetto, non so, Jesolo o anche la Sottomarina, alberghi ce ne sono pochissimi. Il lato positivo di avere molti appartamenti è che Rosolina, rispetto ad altre realtà turistiche incentrate soprattutto sull'alberghiero, come può essere una Sottomarina o una Jesolo, non ha risentito molto della crisi, di quello che c'è stato, perché diciamo che il comparto alberghiero è molto in sofferenza. Ora chi fa il mese in albergo non esiste più, i 15 giorni sono rari casi, le settimane, chi fa una settimana non sono tantissimi. Ora ormai il periodo alberghiero è diventato un mordi fuggi, cosa di 4 giorni, quindi la gente fa il mini weekend dal giovedì alla domenica o addirittura sabato e domenica. L'appartamento dà la possibilità alle persone di stazionare di più. Ciò detto, è anche vero che chi prende un appartamento magari è meno propenso a uscire a cena o a frequentare di più diciamo i locali, perché tende a mangiare, insomma a vivere la propria quotidianità nell'appartamento e a sfruttare solo ciò che è l'aspetto diciamo spiaggia. Però con la crisi che c'è in corso adesso e con la sofferenza che vedo nel comparto alberghiero, diciamo che avere molti appartamenti a Rosolina a conti fatti è positivo. Con Paco Massaro, lei si è presentato come aspirante sindaco, sì. Complimenti, è arrivato secondo nella compagine, ma comunque al di là di questo, la sua visione di Rosolina e come vede Rosolina rispetto agli altri paesi del Delta? Beh, Rosolina ha tantissime caratteristiche, Rosolina ha la possibilità di avere più economie, perché noi abbiamo la pesca, abbiamo l'agricoltura e abbiamo il turismo. Dal mio punto di vista bisognerebbe che queste tre economie si intersecassero in modo che l'una fosse il volano dell'altra. Il turismo potrebbe essere aiutata dall'enogastronomia e quindi sia dalla pesca che dai nostri prodotti orticoli che sono di prima qualità. Noi, come abbiamo proposto, stiamo continuando la nostra campagna per portare slow food all'interno del nostro territorio, per far sinergia con Chioggia, visto che gli ambiti sono simili, e per poter portare un turismo che sia un turismo sia enogastronomico che culturale che balneare. Questa è la nostra idea di Rosolina e della possibilità che Rosolina possa svilupparsi. Ecco. Ultima domanda, noi stiamo promuovendo un po' il Polesine. Ogni volta viene fuori che il Polesine c'ha il problema
di far squadra. Riusciremo a superare questo gap, nel senso che ogni volta che affrontiamo il Polesine, ogni comune va per conto suo, effettivamente non si riesce a fare squadra. Ce la faremo secondo lei? Allora per me sicuramente ce la faremo, io posso dire grazie a tutti i colleghi sindaci della conferenza dei sindaci, per dire in ambito di USL 19, perché abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, e con questo spirito andremo ad ampliare anche con gli altri comuni della provincia di Rovigo. Lei ha 4 anni per fare ancora il sindaco, dopo 5 anni. 5 anni, scusi. In 5 anni cosa promette di fare? Prometto di concludere quelli che sono grandi problemi per il territorio di Rosolina. Il primo in capo adesso è il Piazzale Europa, riqualificarlo proprio in ambito turistico. Puntata finita, Davide. Sai che Rosolina mi piace? Anche a me, Rosolina è un punto di riferimento, se vogliamo, del nostro delta, del nostro territorio. Avete visto in questa puntata abbiamo intervistato vari componenti nel mercato ortofrutticolo, commercianti, qualche personaggio di spicco importante. Siamo riusciti a trovare anche il sindaco, la cosa ci fa molto piacere, ci siamo complimentati anche con lui per la fresca rinomina, e quindi per altri 5 anni avremo il sindaco Vitali naturalmente. E cosa dire adesso? Dire che la prossima settimana siamo a Loreo, seguiamo la sagra del pane, perché a noi piace. Allora, tutto il mondo del paese partirebbe come mission di parlare un po' del Veneto in generale, però noi siamo polesani e parliamo quasi esclusivamente del Polesine. Certo, l'intento è questo, tutto il mondo del paese è proprio un programma impregnato su quello che è il nostro territorio, il nostro Polesine. Ok, alla prossima, ciao da Leandro Maggi e Davide Stefanelli, ciao.